Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari del nucleo operativo radiomobile di Tolmezzo, in collaborazione con la stazione di Tolmezzo, hanno concluso un'attività investigativa che ha portato all'arresto di un giovane ventenne residente in Carnia. Dall'attività i carabinieri sono riusciti a ricollegare il soggetto ad una piantagione di marijuana che nel corso dell'attività di monitoraggio del territorio era stata individuata in una località boschiva impervia a Cavazzo Carnico. I ripetuti servizi di osservazione e l'attività info-investigativa svolta hanno permesso di sorprendere il giovane mentre si stava occupando delle piante, fiducioso che, date le caratteristiche della zona, la sua attività fosse al sicuro da occhi indiscreti. L'operazione ha portato all'arresto del ventenne italiano con l'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al sequestro di quasi 4 kg di marijuana e circa 20 grammi di marijuana e hashish pronti per lo spaccio, nonché svariato materiale per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente. Oggi la Giunta ha approvato una serie di misure a sostegno di diversi settori del Friuli Venezia Giulia. Sì, la Giunta regionale oggi ha approvato ulteriori emendamenti dopo quelli già licenziati venerdì nella Giunta preliminare. In particolare abbiamo destinato 1.100.000 euro all'ambiente, così distinto tra 330.000 euro per la manutenzione dei corsi d'acqua contro il rischio idrogeologico, 260.000 euro per le attestazioni di prestazione energetica, 400.000 euro per lo scorrimento delle graduatorie per la rottamazione dei veicoli obsoleti e 100.000 euro per il protocollo per le iniziative tra la Regione, l'ARPA in particolare e il Comando Carabinieri e altri enti per iniziative di protezione ambientale. Poi le infrastrutture, cui destiniamo ulteriori 4 milioni di euro per scorrere le graduatorie relative all'acquisto prima casa, e le attività produttive con una destinazione di 5 milioni e 300.000 euro per il disegno di legge sviluppo impresa. Poi alla cultura destiniamo 3 milioni e 700.000 euro come anticipo che vogliamo dare alle associazioni che si occupano di teatro sul nostro territorio per quello che è il Fondo Unico dello Spettacolo Nazionale. Un'iniziativa importante riguarda poi l'IRAP. Sì, questo anno è stato un anno drammatico per tutti, in particolare per il settore del lavoro, per le attività produttive, quindi abbiamo scelto di non richiedere il versamento del secondo acconto IRAP, la cui scadenza sarebbe fissata al 30 novembre, ma di prevedere il pagamento in un'unica sede, in sede di acconto appunto a giugno del 2021. Una misura che crediamo sia assolutamente doverosa per stare vicine alle nostre attività imprenditoriali, a chi fa impresa e a chi garantisce lavoro nel nostro territorio, visto che il sistema di pagamento, secondo la norma nazionale, è ancorato al volume d'affari del 2019. Ciò che è accaduto nel 2020 impone un sacrificio da parte di tutti noi per dare ossigeno. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio,
Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.